Piadina, non solo piadina, carbonara, non solo carbonara, ma paella, goulash, omelette, würstel con crauti e molto molto di più. Alla 14ª edizione dei mercatini itineranti dei sapori d'Europa trovi tutti i piatti e i prodotti, i profumi e gli aromi della cucina europea e non solo. Vieni a Cervia a gustare i prodotti e i sapori d'Europa. Il mercatino si ritrova venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 10 a mezzanotte in piazza Andrea Costa a Cervia. www.ascomcervia.it. Sono Yoji e il parmigiano reggiano è il meglio per me e ha origine da Sabrina che ispira ogni mia ricetta. Il mio meglio ha origine da nonna Bice. Il mio meglio ha origine da Dario, che ogni giorno fa il parmigiano reggiano. Il mio meglio è tutto naturale, fatto solo con latte della mia terra, lavorato entro 2 ore dalla mungitura, come dice il consorzio. Per questo è il meglio per Bice, Sabrina, Yogi e anche per te. Parmigiano reggiano, meglio il meglio. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Fino al 15 agosto i migliori volti del panorama letterario e giornalistico nazionale si daranno il cambio per festeggiare la 25esima edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d'Italia. La rassegna letteraria è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini, grazie ai quali ogni anno cresce la sua rilevanza nazionale, essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell'estate. Quest'anno si spegneranno le 25 candeline di Cervia alla spiaggia Mellibre. Per l'occasione il programma sarà ancora più ricco e speciale, con ben 26 incontri da non perdere. Immancabili accanto alle serate con gli autori ritornano anche le iniziative uniche in Italia che hanno contribuito all'immagine e alla visibilità di Cervia, diffondendo la cultura e il suo legame con il turismo locale. Un libro in ogni stanza, omaggio gradito per gli ospiti degli alberghi il giorno di Ferragosto. Il libro verrà realizzato in 12.000 copie. Ferragosto con gli autori. Ebbene, il 15 di agosto alle ore 11 lo sbarco degli autori della spiaggia di Cervia tanto atteso e il talk show con ospiti illustri personaggi dello spettacolo che arriveranno dal mare e sbarcheranno proprio per essere in mezzo al pubblico per tutta la mattinata. Cesare Brusi, direttore Confcommercio Ascom Cervia, riparte la spiaggia Millibro, quest'anno 25 anni, insomma diventiamo veramente grandi, ma soprattutto continuano ad arricchire questo grande evento gli autori del panorama internazionale. Beh, soprattutto 25 anni sono un quarto di secolo, per cui una vita. Io se penso che un quarto di secolo l'ho dedicato alla spiaggia Millibro, ne sono sicuramente soddisfatto, perché per i risultati ottenuti sono notevoli, anche quello di stasera. Michela Marzano, questa autrice che non è mai venuta, alla quale abbiamo spiegato la storia, buona parte la conoscevamo, gli abbiamo spiegato poi alcuni particolari, è stata molto colpita da quello che facciamo per i libri, per la cultura. Bene, è un bel segnale. 25 anni sono molto importanti, quest'anno il programma sarà più ricco del solito, faremo un po' di cose in più e soprattutto una bella notizia. È bello partire con le belle notizie, siamo tornati per alcuni incontri nel luogo classico, per cui torniamo in centro Milano Marittima, in Viale Ravenna. È un qualcosa di sicuramente bello, perché è un ritorno da un lato al passato, ma dall'altro al futuro, perché diciamo che il futuro sarà sempre lì come luogo e sede della spiaggia Millibro. Infatti ogni anno c'è più pubblico, ci seguono parecchie persone, abbiamo proprio uno zoccolo duro. Poi la macchina si sta avviando e i prossimi incontri vedranno dei numeri ancora più importanti. Ma poi proseguiremo con? Proseguiremo con 2 giovani autori, perché abbiamo fatto anche questa sezione qui, anche per accontentare tutte queste richieste che arrivano, no? Giovanni Prodi e Chiara Bello sono 2 giovani autori che fanno questa iniziativa pomeriggio al bagno Tre Gemelli di Milano Marittima alle 18, il 278 il bagno è appunto. Ecco, voglio dire anche questo, abbiamo iniziato con Giancarlo Mazzucca circa un mese e mezzo fa, abbiamo proseguito con Eraldo Baldini e 2 sere fa abbiamo fatto Dacia Marini, per cui è già iniziato un programma con alcuni fuochi d'artificio per partire bene. Poi proseguiamo con questo salotto molto carino, interessante,
particolare su Ironman, questa iniziativa che verrà fatta il 22 e 23 di settembre qui a Cervia. È praticamente un salotto nel quale vedremo dall'altra parte, dai protagonisti e dagli organizzatori. Ironman è per la prima volta in Italia, per 3 anni sarà a Cervia, è un gran risultato per noi e soprattutto avere questa iniziativa a fine stagione dopo il mercatino europeo è un grande appuntamento. Fra l'altro, a fine settembre. Fine settembre, al quale partecipano tantissimi manager, tantissimi imprenditori, tantissima gente che fa in un giorno 3 cose pazzesche, fa qualcosa come 4 km di nuoto, fa qualcos'altro come 180 km di bicicletta e 42, e per finire come digestivo 42 km e mezzo di corsa a piedi, per cui pensate. Voi avete dedicato proprio un salotto. Esatto, nel frattempo parte Fisiologia sotto le stelle dal 17 al 21 luglio, Sale, Sapere e Sapori, questo è il titolo della manifestazione, e appunto questa è un'altra manifestazione che all'interno della spiaggia Milibro arricchisce il calendario. Poi vado veloce, Andrea Segrei il 20, il 21 Paolo Di Paolo, Luca Bianchini 22, il 23 Vira Carbone, anche questo è un personaggio molto particolare, il 24 Maria Elvira Chiusa e il 25 il grande Graziano Postetto. Beh, io ho dato uno spaccato di questo piccolo programma che inizia, ma è solo l'inizio, e sarà molto molto ricco e un programma molto pieno di sorprese e belle cose. I prossimi nomi li invitiamo ad andarli a ricercare su Facebook, nel sito di Ascome della spiaggia Melibro, ma soprattutto li invitiamo a venirli a conoscere di persona, perché il bello della spiaggia Melibro è che si può conoscere l'autore, gli si può dire qualche parola perché sono sempre molto gentili e disponibili, e poi si può anche avere il libro autografato. Esatto, ma soprattutto questo incontro con l'autore abbiamo anche così col tempo, parlando con molte persone che vengono ai nostri incontri, ci dicono è molto bello incontrare poi l'autore che abbiamo letto per tante volte, incontrarlo direttamente, potergli fare delle domande, poter chiedere un libro autografato e incontrarlo con calma in centro Milano Marittima, a Cervia, in un bagno, a Pinarella Tagliata, questo è molto bello. Vi chiedo scusa, mi dispiace papà, non ce la faccio più ad andare avanti. Dite a Giacomo che lui sa quello che voglio dire. Dite a Paolo che in fondo non c'era niente. Dite a mamma che lei è perfetta. Il romanzo di Michela Marzano, L'amore che mi resta, è una fiaba triste senza salvezza in cui la chiave dei segreti diviene coltello e punta diritto al cuore. È la storia di Daria che desidera essere mamma per dare un senso all'amore infinito che prova, quello che perfino la stessa madre ha svilito. Un amore forte senza cedimenti, perché l'amore salva tutto e tutti e colma ogni vuoto. Così crede lei. Daria pensava che l'amore potesse riparare ogni cosa, poi Giada, sua figlia adottiva, si è uccisa con una dose letale di antidepressivi e ansiolitici e il mondo è andato in pezzi. Perché l'amore non salva, non basta. Però l'amore non salva, ma rende vivi e capaci di continuare ad essere, fra memoria e passato, tessere imperfette del puzzle del futuro. Allora, è un romanzo che parte effettivamente con una tragedia, perché inizia con una ragazza di 25 anni, Giada, che si suicida, e quindi il romanzo inizia con la telefonata che riceve la mamma di Daria e che si precipita all'ospedale quando ormai è troppo tardi. Dopodiché inizia la narrazione in prima persona da parte di questa madre per cercare di trovare le parole giuste per nominare questo dolore terribile. Io volevo proprio partire da qui, dalla tragedia per una madre, come fa una madre a sopravvivere nel momento in cui perde tutto, perché perdere un figlio o una figlia credo che sia in assoluto il dolore più grande. Ed è a partire da qui che poi inizia un dialogo tra Daria e sua figlia, nonostante sua figlia non ci sia più, e diventa un libro sulla maternità, sull'amore, sull'adozione, perché Giada è una bambina che è stata adottata, e quindi è anche un romanzo che permette di affrontare il tema dell'identità personale, del legame con i genitori biologici, sull'accesso alle origini, e quindi diventa anche poi un libro che analizza un problema attuale della nostra società, visto che ancora non esiste una legge che possa permettere ai bambini abbandonati alla nascita di poter accedere alle proprie origini. Siamo ancora un po' al Medioevo, è giusto che i bambini sappiano tutto? È giusto, è necessario soprattutto che si conosca la verità su se stessi. I segreti che si tengono, che si sono mantenuti per tanti anni,
sono dei segreti che rischiano di avvelenare l'esistenza di ognuno di noi. La verità va nominata, certo, ci sono delle verità talvolta che non si riescono a conoscere, esistono dei segreti, esistono dei misteri, ma raccontare a un bambino o a una bambina la propria storia è qualcosa che ogni genitore deve poter fare, perché significa dare la possibilità a questi bambini, a queste bambine di poter crescere in maniera autonoma, di potersi riconoscere, di poter ricostruire e di poter proprio mettere insieme i pezzi del puzzle della propria esistenza. È molto forte il tema effettivamente del perdono e anche quello del senso di colpa che io cerco di sciogliere. Daria all'inizio è invasa dai sensi di colpa perché è una madre che ha perso questa figlia. Si tratta pian piano di raccontare e di spiegare a tanti genitori i cui figli sono in difficoltà, talvolta soffrono talmente tanto che arrivano a un gesto estremo, di spiegare loro che non è colpa loro, perché poi ogni genitore, ogni madre, ogni padre diventa padre e madre con la propria storia e quindi non si può essere perfetti, quindi è anche un inno per riconoscersi e accettarsi con le proprie imperfezioni. Il legame col fratello è un legame molto forte in questo libro e tra l'altro un personaggio, quello del fratello, a cui io tenevo particolarmente. Gli do un nome che per me è affettivamente importante, si chiama Giacomo, mio marito si chiama Jacques, è francese, ma Giacomo è il nome italiano, il corrispettivo francese è Jacques, e il legame che c'è tra questi due fratelli è molto forte. Giacomo resta anche lui devastato da questo gesto, ma Daria, quando nel biglietto gli dice tu sai perché, in realtà sta dicendo qualcosa di non vero, perché Giacomo non lo sa nessuno, non lo saprà nessuno di noi. Quello che però Giacomo invece sa è che la vita di Giada era importante, era la sua sorella e che lui, proprio per amore della sorella, deve anche lui continuare a vivere. Arriviamo ai giorni nostri, questa legge sull'adozione, lei dopo che ha votato il decreto Cirinnà si è anche ritirata dalle liste del PD e credo che lo abbia fatto con grande consapevolezza del suo incarico. Quando lei ha ricevuto questo incarico l'ha fatto con un obbligo morale che voleva mantenere fino in fondo. Mi dica lei. Sì, è stata una decisione anche abbastanza dolorosa, però io dico sempre che sono sempre dalla parte dei bambini e siccome poi le vittime di questa legge sono stati i bambini e le bambine che vivono nelle famiglie omogenitoriali ma che non sono protetti come gli altri bambini e le altre bambine, era una questione di coerenza, io dovevo dare un segnale, io sono prestata alla politica, insegno filosofia morale, il mio messaggio etico era questo, io lo consegno ai miei studenti ma anche a tutti i giovani, a tutte le giovani. Io credo che sia importante dare questo segnale di coerenza, questo segnale di moralità, perché se vogliamo far sì che i giovani credano di nuovo nella politica, forse talvolta dobbiamo dare loro dei segnali importanti. Quindi ancora sta combattendo? Ah sì, io combatto sempre. Vogliamo invece dire che terminerà con il Ferragosto, direttore. Ferragosto, 15 agosto sarà un Ferragosto molto molto speciale, 25 anni verranno festeggiati alla grande, per cui incrociamo le dita e tanti auguri a tutti noi, ma soprattutto alla Spiaggia Mil Libro per i suoi 25 anni. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home.